E allora, eccoci qua, allora questa sera parliamo nel Memento, torniamo ad affrontare un tema che è stato al centro della puntata precedente, Ermanno. Certo, è un tema ricorrente che è quello appunto della pedofilia e soprattutto quando viene coinvolto la Chiesa e una rappresentante della Chiesa, questo è doppiamente grave. Quindi abbiamo un caso, appunto, un giudizio, un esito in questo senso, sono stati comminati 8 anni per un caso di pedofilia, appunto, di un sacerdote. Certo, quindi torniamo a occuparci degli abusi clericali, lo facciamo con un ospite che abbiamo in collegamento, si tratta di Francesco Zanardi. Buonasera Zanardi, ricordiamo ai telespettatori presidente della rete L'Abuso. Allora, il professor Casen faceva riferimento a questa sentenza che è di questa settimana, quindi finalmente possiamo dire un prete condannato. Sì, un prete condannato con una sentenza a mio avviso importante perché va sottolineato, per chi non è tecnico in questa materia, che questo specifico caso è un caso di pederastia, cioè un abuso sessuale di gravità minore, ovvero perché è accaduto a una persona che aveva più di 14 anni, quindi non è più pedofilia. E generalmente in Italia le pene sono sempre state molto lievi per questo genere di reato, anzi in qualche caso siamo addirittura caduti diciamo nella problematica che la vittima si è sentita dire che era consenziente. Bene, io ero in tribunale l'altro giorno e mi ha stupito davvero la richiesta del pubblico ministero su questa accusa, che indica un cambiamento di linea importante della magistratura italiana, che si sta adeguando un po' alle magistrature degli altri paesi. Il pubblico ministero ha chiesto 10 anni e 8 mesi e i giudici ne hanno inflitti la bellezza di 6 e 4 mesi, quindi direi che sicuramente è una sentenza davvero molto importante. Altra cosa molto importante che è accaduta in aula riguardo alla richiesta del pubblico ministero, generalmente nei casi come è accaduto in questo, l'imputato, sapendo bene la sua posizione di colpevolezza, tentava di guadagnarsi, diciamo, delle attenuanti indennizzando la vittima prima dell'inizio del processo penale. Bene, è successo anche in questo caso e un'altra volta importante l'opinione del pubblico ministero. Il pubblico ministero ha chiesto che quell'indennizzo non venisse utilizzato come attenuante perché era insufficiente, malgrado fossero 100.000 euro. E questa richiesta è stata accolta? Adesso non abbiamo ancora le motivazioni della sentenza, ma direi di sì, perché se da una richiesta di 10 anni e 8 mesi siamo arrivati a una condanna di 6, ci sono attenuanti generiche che sono il fatto che il prete fosse incensurato, diciamo. Credo sia stata accolta anche questa, poi quello lo vedremo nella sentenza finale, nelle motivazioni. Ma direi che questo è un trattamento ancora un po' troppo privilegiato. Calcoliamo che in questo caso ha comminato la pena minima, perché la pena in questi casi, quindi uno maggiore di 14 anni fino a 18 anni, avrebbe da 6 a 12 anni. Allora non capisco come un giudice può dire che questo reato vale 6 anni o vale 12. Ecco, e poi l'interferenza, appunto, come diceva lei, della vittima per alleggerire la sua posizione processuale di versare 100.000 euro e quindi non mettere i giudici di fronte alla difficoltà di considerare l'imputato in aula, cosa che avrebbe pesato notevolmente. Scusate, l'imputato, la vittima in aula, cosa che avrebbe pesato notevolmente. Ecco, per i nostri telespettatori diciamo che invece se la vittima avesse avuto meno di 10 anni, la pena comminata potrebbe andare da 7 a 14 anni. Però non capisco questa, perché poi leggendo si scrive 6, si diventa 3, perché naturalmente la pena poi viene dimezzata e di conseguenza questa è una giusta pena
È una domanda. A mio avviso sì, perché diciamo, l'atto sessuale non è stato completo, questo giustifica la richiesta del pubblico ministero di 10 anni e 8 mesi. E, insomma, ci sono una serie di questioni tecniche, a mio avviso la sentenza è coerente, anzi ripeto, io sinceramente non mi aspettavo una sentenza di questo genere. Io, come ho detto, sono stato abusato, bene, il prete che è stato condannato per un altro abuso, ma lo stesso prete che ha abusato di me, ha delle analogie proprio con questo abuso notevoli. Bene, quel prete prese 1 anno e 6 mesi con la condizionale. Quindi c'è un cambio di rotta della magistratura davvero, a mio avviso, importante e molto apprezzabile. Ho capito. Posso? Allora, Zanardi, ecco, io vorrei anche per i nostri telespettatori ricordare quanti sono i casi pendenti qua in Italia, ce ne sono molti, no? Sì, quanti siano non lo sappiamo, non abbiamo una quantificazione esatta, come se non ricordo male ho spiegato la volta precedente. E abbiamo circa sulla nostra mappa 300 casi di abusi che sono purtroppo la punta dell'iceberg, perché sono solo quelli usciti sui giornali negli ultimi 15 anni e sono già tantissimi. Non abbiamo idea di quanto possa essere il sommerso, ecco. Ma certo. Questo potrebbe dar coraggio a qualcuno finalmente a far emergere queste situazioni. Sì, ma questo generalmente è un effetto un po' domino, no? Che accade tutte le volte che una vittima si espone, una vittima dà il coraggio a altre vittime di esporsi. Infatti in queste settimane con tutto quello che è uscito in Italia, all'estero, eccetera, eccetera, abbiamo davvero una marea di richieste in associazione, quasi da non sapere dove metterle. Dopo questa condanna la Chiesa come prevede si pronuncerà? La Chiesa ha rilasciato un comunicato, diciamo, di circostanza nella quale esprime la sua vicinanza alla vittima. Ecco, io se devo essere sincero, fossi Delpini chiederei le dimissioni, come è successo in Cile. Delpini di fatto lui stesso ha deposto davanti agli inquirenti e ha dichiarato che è stato immediatamente avvisato di quanto era accaduto. Bene, questo prete è stato spostato ben 3 volte e quindi diciamo che è un motivo per il quale Delpini dovrebbe farsi un attimo un esame di coscienza e essere coerente con le scelte dei colleghi esteri. Ma questo sacerdote può continuare a dir messa e a confessare? Non sappiamo la Chiesa cosa abbia detto a riguardo, non può più all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, al divieto di lavorare con minori, ma questo non perché sia stato dato dalla Chiesa, ma è stato dato, diciamo, è stato imposto dall'autorità giudiziaria. In Italia? In Italia, sì. Se cambia Stato non vale. Questo tecnicamente non glielo so dire, non mi pronuncio. Mi pare che c'è un caso in Argentina, no? Sì, c'è il caso argentino di Don Nicola Corradi, stamattina ero proprio a Verona insieme ai sordi dell'Istituto Trovolo, che anche loro sono lì che chiedono giustizia. Certo. Quindi la Chiesa ha trasferito in Argentina un problema che era in Italia per cui era stato condannato. Sì, risultano 3 i problemi trasferiti in Argentina, non solo Don Nicola Corradi, ma anche altri 2 colleghi che però sono entrati a quanto pare in Italia, quindi diciamo hanno scampato non solo l'indagine giudiziaria ma anche l'arresto. Bene, bene, senta Zanardi, innanzitutto la ringraziamo per la disponibilità, noi restiamo a disposizione per ulteriori aggiornamenti, no Ermanno, per i nostri telespettatori, certo. Perché questa è una rubrica che serve proprio per aggiornare i telespettatori sulle problematiche che abbiamo affrontato durante le nostre trasmissioni. Ma soprattutto cerchiamo di dare una mano a far emergere dei problemi che solo così si possono superare, altrimenti se tutte le cose rimangono in silenzio naturalmente
continuano a perpetuarsi questi reati che sono gravissimi. Certo, grazie ancora. Allora Zanardi, ci auguriamo magari prossimamente di poterla avere ospite qua da noi la prima volta che capita appunto in Veneto, organizziamo e avremo modo così di affrontare il tema nuovamente in maniera come dire, più esaustiva. Grazie ancora. Allora. Grazie Zanardi. Grazie. Grazie a voi. Buona Grazie serata, arrivederci. Eccoci qua Armando, ci siamo. Buonasera. Allora, adesso siamo al secondo tema, no, del memento. Affrontiamo un secondo tema che è importante, che torniamo col solito tormentone del Mose. Che fine farà questa grande opera che risulta essere in una situazione sempre più critica e sempre più criticabile, e per questo abbiamo con noi l'ingegnere Di Tella che di queste cose fortunatamente se ne intende, noi ne approfittiamo perché ci racconti quali sono gli ultimi problemi del Mose. Intanto buonasera. Buonasera a lei. Dunque, gli ultimi problemi che sono emersi sono dovuti alla, diciamo, l'audizione fatta dai commissari alla commissione parlamentare. I commissari straordinari, quelli nominati dal governo, hanno fatto un punto sulla situazione del Mose e chiaramente denunciando tutto quello che ormai si sa. Su questo non hanno detto nulla di nuovo. Sì. Però la cosa... Hanno confermato la situazione. La cosa è caotica, cioè tutti i problemi che ci sono, tutte le cose che non vanno, le cose che bisogna rifare. La cosa che è emersa e che ci ha molto sorpresi è stata la dichiarazione del commissario Ossola che è, diciamo, il tecnico tra i due, perché l'altro si occupa degli aspetti amministrativi, Fiengo, il quale era una domanda di un deputato che gli chiedeva su che cosa pensavano di fare su queste critiche che da più parti e noi da sempre facciamo sulla instabilità dinamica delle paratoie. Ha detto che adesso, visto che le paratoie sono finite, useranno le paratoie per fare la sperimentazione. Cioè sarebbe una sorta di, come si dice, di laboratorio. Esatto. Cioè noi andiamo a fare un laboratorio, una prova se questa cosa funziona. Esatto, no? Dopo aver speso 6 miliardi di euro. Ma lasciamo stare i soldi. No, cioè... In Italia lo spreco dello Stato ormai l'abbiamo conosciuto e non ce ne meravigliamo, ma invece diciamo che questa sperimentazione si può fare per un'auto, per un aereo. No, costruisco un aereo, un prototipo, poi vedo, perché chiaramente i calcoli spesso non riescono a stabilire con esattezza la capacità, la portanza delle ali piuttosto che la velocità eccetera, quindi quali sono i limiti, e quindi poi il prototipo sarà una spesa utile per fare poi la produzione successiva. Ma qui abbiamo un'opera unica, un'opera già finita praticamente. Esatto. Salvo gli ultimi dettagli, costerà qualche miliardo di euro ancora, e poi la manutenzione costerà qualche decina. Adesso si parla di tranquillamente di 100 milioni all'anno. 100 milioni all'anno, che vuol dire che se questa struttura dicono che dovrebbe durare solo 30 anni, sarebbero 3 miliardi. Ecco, quindi quasi ci conviene andare a prendere col secchiello l'acqua e buttarla fuori, perlomeno ci guadagniamo qualche soldo, non li buttiamo via. Ecco, ma la cosa più grave di questo, oltre al fatto che come si erige, dimostra che questo progetto, cioè il progetto su cui si è spesa questa cifra colossale, che non ha uguali, non ha precedenti. Se lei si ricorda qualcosa che è costato 6 miliardi di euro, a me non risulta. Ma io ho un paragone, un parallelo. Stanno facendo le stesse, non uguali ovviamente, ma in maniera molto più sensata, le porte che chiudono il canale di Panama. Sì. E sono state costruite a Trieste, caricate sulle navi, portate fino a Panama e costano metà. Esatto. Attenzione, il governo di Panama per via di mazzette è un maestro, ma mai come noi.
però funzionano. Quelle funzionano. Esatto. Ora, ben vengano le mazzette purché funzionano. Esatto. Ora, questo fatto è di una gravità inaccettabile per i seguenti motivi. Qui non siamo di fronte a una risonanza semplice. No? La risonanza semplice significa che un sistema per una certa frequenza, per un certo periodo, no? Lei fa sempre il caso dell'altalena, del dondolo, eccetera, va in risonanza. No? Ma quello è una risonanza semplice, per cui una volta determinata, e quindi magari appunto anche con le prove in loco si può determinare facilmente, dopodiché ha risolto il problema, perché lei disintonizza il sistema e se riesce a farlo. In questo caso bisognerebbe dimostrare che si riesce comunque a farlo, ma comunque lasciamo perdere questi aspetti, facciamo finta di riuscirci, e risolve il problema. Ma qui siamo in una situazione di risonanza subarmonica. Spieghi ai telespettatori perché a casa non capiscono. La signora Maria, che è una bravissima professoressa di latino, la risonanza subarmonica che non la conosce. Che cos'è la risonanza subarmonica? La risonanza subarmonica significa che se lei eccita questo sistema, no? Un dondolo, prendiamo sempre il solito dondolo, no? E quindi gli dà un colpo a ogni periodo, ogni volta che torna su gli dà il colpo piccolino, si somma e va avanti, no? Ma va avanti sempre con la stessa frequenza, no? Perché è la frequenza del pendolo che va avanti su. Lo dice Galileo. Lo dice Galileo. Se in certe condizioni in cui il sistema non lineare, ma anche qui lasciamo perdere anche questi tecnicismi, perché anche qui la signora non li capirebbe, cosa succede? Succede che quando l'apparatore sta andando giù o quando sta andando su, con l'onda successiva che arriva non riesce a seguire l'onda, cioè non riesce ad andare giù come viene frenata, resta lì e gli arriva un'altra onda, per cui non si muove più con la frequenza dell'onda, ma si muove con una frequenza che è metà, quindi un periodo doppio. Invece di oscillare con 8 secondi oscilla con 16 secondi, ma oscillando con 16 secondi va molto lontano e non si sa dove va a finire, perché i modelli non sono in grado di calcolare questa cosa. Quindi i rischi quali sono? I rischi quali sono? Allora, cosa sono? Questo cosa significa? Significa che mentre la risonanza semplice avviene per una frequenza, calcolare avviene con una frequenza e quindi la posso determinare. È una frequenza costante, si alza, si abbassa, sempre la stessa velocità. Sempre la stessa velocità. E la stessa ampiezza. No, magari aumenta col tempo, eccetera, insomma, però è sempre la stessa frequenza. La risonanza subarmonica invece non solo dipende dalla frequenza, ma dipende dalle altezze d'onde. Perché, e questo è stato dimostrato in maniera scientifica e inequivocabile e inoppugnabile dallo studio di Principia, perché Principia cosa fa? Quando ha visto che le baratoie con 8 secondi andavano in instabilità dinamica con le onde di progetto, è incominciato a scendere. E scendendo ha trovato, quindi con le onde di progetto 3,2 metri, se non ricordo male, andavano in instabilità, poi ha fatto 2,5 metri, è sceso a 2 metri e a 2 metri il sistema era stabile, funzionava. Ma appena è passata a 2,2, quindi 2 metri e 2, si presentavano già i problemi. Cominciava a diventare instabile, quindi non è più una frequenza sola che bisogna esaminare il campo delle frequenze e delle altezze d'onda, quindi non siamo più su una retta, ma siamo su un piano, quindi frequenza e altezza d'onda. Quindi in questi casi si determina il campo di stabilità, si chiama il campo di stabilità e instabilità. Questa dice la scienza, questa dice la fisica delle cose. Questo cosa comporta? Comporta un fatto molto importante per quello che vogliono fare. Perché intanto nel periodo di 2 anni, 2 o 3 anni in cui faranno questa sperimentazione non è detto che si verifichino le onde di progetto. Se non si verificano quelle condizioni di onda, quelle altezze d'onda, eccetera, tutto va bene, Madama la Marchesa. Però se poi finite questa sperimentazione, tutti quanti felici e contenti si fregano le mani, l'anno successivo arriva un'onda più grande con quelle frequenze e le paratoie vanno in stabilità e noi ci ritroviamo in piazza San Marco. Ecco, appunto,
Attenzione. Aspetta, no, ancora peggio. Vorrei dire ai nostri telespettatori, non è importante fare un'opera, è la durata dell'opera e la sicurezza dell'opera. Certo. Abbiamo vissuto recentemente il crollo di un ponte. Certo. Quello poi è un altro problema. Sì, certo. Comunque diciamo, certo. Ma concettualmente è questo. Certo. Cosa succede invece? Cosa può succedere? Succede che anche mentre facciamo le prove viene una tempesta per cui le paratoie sono instabili e quindi mentre facciamo le prove ci ritroviamo anche in piazza San Marco. Quindi noi corriamo possibilmente due rischi: o che non vediamo niente e quindi siamo tutti tranquilli e diciamo va tutto bene ma poi senza aver risolto il problema, oppure già durante le prove ci troviamo le paratoie in piazza San Marco. Sì. Quindi è di una che sarebbe già meglio delle due soluzioni, almeno sappiamo che non funzionano. Ma il dramma è che questa prova non mette in situazione critica la paratia, perché se non avviene la situazione particolare per cui le paratie vanno in risonanza subarmonica, le paratie apparentemente funzionano, esatto, ma invece non funzionano. Esatto. Potenzialmente sono in una situazione critica. Esatto. Questo per spiegare ai telespettatori, non voglio togliere perché lei spiega molto meglio. È esattamente quello, però ripeto, bisogna spiegarlo, perché per esempio noi abbiamo, chiaramente quando abbiamo letto, abbiamo sentito queste cose, abbiamo scritto anche sui giornali, no? Certo. E il Corriere ci ha pubblicato, tra l'altro per spiegare queste cose vuoi capire che non è che si risolve con 400 battute, no? Certo. Quindi loro hanno fatto una sintesi, quindi hanno messo le premesse, i rischi eccetera eccetera, però hanno tolto proprio questo aspetto tecnico che è fondamentale, perché non basta dire è rischioso, bisogna dire perché è rischioso, perché non si risolve il problema. Ma non solo, ma il livello di rischio. Esatto. Perché questo è importante, una paratia di questo genere che si scardina può determinare anche la rottura di tutte le altre di seguito. Nel momento in cui si scardina una paratoia, la schiera è chiusa, finita. Perché non funziona più niente. Non no, può si allaga. Lì si vede in questa immagine, se la paratoia andando giù sbatte sui fender, vabbè, prende un colpo, vabbè, magari non succede nulla, no? Ma se va oltre, e questo è già successo durante le prove in vasca, è successo che le paratoie sono andate in battuta, in instabilità dalla parte del mare, sì. E quello lì vanno in contrasto con le strutture di cemento armato, fanno leva rispetto al cemento armato, le cerniere sono a mezzo metro, 1 metro di distanza, le paratoie sono alte 20 metri, capisci che il braccio di leva è talmente grande per cui la forza che sulle cerniere le strappa. Ecco, sì, restando e sul quindi discorso... strappandola, no, si allaga. Il tunnel è un tunnel unico e va tutto, è finito tutto. È finito. A proposito di cemento, no? Si era parlato la volta scorsa che il cemento presenta delle fessurazioni. Certo. Allora, non sono fessurazioni che mettono in crisi il cemento, credo che non sia così, ma mettono in crisi il fatto che i ferri vengono a contatto con l'acqua del mare. E prendo l'esempio che hanno portato poi per il ponte che è caduto a Genova, che proprio attraverso il cemento si era infiltrata l'aria salina, quindi non direttamente l'acqua del mare, e questo passando anni e anni, decenni, corrosiva, ha determinato anche la fratturazione del cemento, perché quando il cemento il ferro è a contatto con l'acqua tende a gonfiarsi e quindi determina non solo l'usura del ferro ma anche l'usura del cemento. Questo lo vediamo su tutti i nostri balconi. Se guardiamo i nostri balconi abbiamo una evidenza di queste cose, no? Ma qui succede qualcosa di peggio, perché, ripeto, tra l'altro quando ne abbiamo parlato l'altra volta, credo ormai un mesetto fa, in cui avevamo parlato di queste... Prima delle vacanze. Quando si trovano queste fessurazioni, no? Si fa i registri di classificazione norvegese, il Norsk Vegas, che ha certificato... Cosa vuol dire i registri di classificazione? I registri di classificazione, i registri navali, praticamente sono quelli che certificano che un progetto è fatto a regola d'arte.
Cioè, lei non può fare costruire una nave, far viaggiare una nave se non è certificata dal RINA, dal Norsk-Vedas, dall'American Bureau. E quindi anche in questo caso diciamo che le piattaforme che tengono sulle porte devono essere certificate. Dovrebbero essere state certificate, ma il consorzio non ha chiesto la certificazione delle opere. Le opere sono state fatte in maniera aum direbbero a Napoli, no? Sì. Senza nessun controllo. Si controllavano tra loro e hanno fatto delle porcherie. Perché questa cosa della risonanza subarmonica è una roba vecchissima, non è una scoperta di adesso, oggi. certo. Questa cosa si sapeva già dal progetto di Massimo. È patrimonio di qualsiasi ingegnere che tratta di questa attività, sì, diciamo, noi l'abbiamo denunciato nel 2006 questa cosa, quando abbiamo visto come era stato approvato il progetto. Quindi da subito in pratica. Da subito l'abbiamo detto, tant'è vero che loro poi ci hanno portato anche in causa perché noi li avremmo diffamati. Cosa diffamato? Noi dicevamo delle verità scientifiche inoppugnabili. Di cui oggi poi alla fine... Che adesso nel 2006 si poteva già fermare questo progetto, certo. Che avremmo risparmiato qualche miliardo di euro. Ma certo che sì. Ma con meno di un terzo di quello che avevamo Galan, poveretto, che aveva bisogno. Cioè, probabilmente, ma comunque a noi da fonti che non si possono ripetere è stato detto: ma il vostro progetto costa poco, cosa volete? Cioè, voi avete presentato, ricordo ai telespettatori che non tutti seguono poi la trasmissione, quelli che sono in ascolto, voi avete presentato un progetto voi alternativo. È un gruppo di ingegneri sotto l'egida di... Cioè io un po' ero il capofila di questa cosa perché avete presentato un progetto che costava allora un quinto, quindi circa 1 miliardo. Sì. Ecco, è stato scartato perché più si spende più si guadagna, dicevano. Sì, ma tra l'altro ne abbiamo parlato. Diceva Andreotti. Sì, ci abbiamo fatto anche un libro, no? Sì, il Mose salverà Venezia, un punto interrogativo, dove noi tra l'altro riportiamo le assurdità con cui sono state bocciate il nostro progetto. Sì. Cioè è veramente tra l'altro senza poter avere la possibilità di contestare queste cose. Anche adesso, no? Ma perché non si poteva contestare? Perché quel progetto che è stato accettato era top secret. Sì, no, ma però noi le avevamo denunciato le carenze. Sì, ma allora non eravate in grado di avere i documenti originali perché allora erano stati secretati. Sì, questo era stato, però diciamo a uno che è esperto di queste cose, basta vederlo. I problemi li avevamo previsti tutti. Cioè, adesso abbiamo anche le prove, abbiamo i documenti del consorzio che ci dicono quelle cose che noi avevamo previste, perché a noi non c'è bisogno. Cioè, quando io ho visto quell'apparatore che funzionava in quel modo, diciamo che è veramente assurdo, no? Perché un sistema che ha bisogno di un sistema di controllo per funzionare, perché se non funziona il sistema di controllo di un'apparatoia, l'apparatoia o resta giù o fa l'ercolino sempre in piedi, non riesce a mantenere la posizione di lavoro. E quindi è una cosa allucinante. Sì. Quindi se non funziona un sistema di controllo, l'apparatoia deve rimanere giù, perché se va su e va in verticale, col movimento si spacca tutto. Ma poi a livello di manutenzione, che questo Mose costerebbe 100 milioni il nostro all'anno, è tutta un'altra cosa. Quanto, grosso modo, quanto sarebbe inciso la manutenzione? In genere diciamo che i costi sono dall'1 al 2% del costo dell'opera. Diciamo, questo 10 milioni all'anno? Sì, ma per un motivo molto semplice, forse anche di meno, perché noi le paratoie non le abbiamo vincolato su un sistema fisso in fondo al mare, per cui bisogna togliere ogni paratoia ogni volta durante la manutenzione, ammesso che funzionino. Le nostre paratoie erano messe su un pontone sommergibile, cioè un pontone di 200 metri portava 8 paratoie e quindi questo pontone con le 8 paratoie poteva essere sollevato perché veniva zavorrato e messo giù, manutenzionato, portato su, manutenzionato e installato di nuovo. Non è che ogni volta devo alzare una paratoia, portarla, ristallarla,
per fare quello ci vogliono dei giorni e noi in un giorno la portavamo su e la portavamo in cantiere. Certo. Quindi i costi, cioè, era di un altro ordine di grandezza, capisci? E la parte, diciamo, il basamento delle vostre sarebbe stato in cemento o in Acciaio, tutto in acciaio. Tutto acciaio. Perché l'acciaio sott'acqua sembra impossibile, si comporta molto meglio del cemento. Si protegge, protegge. Certo. Sia in maniera passiva, si dice con gli anni di sacrificio, sia con corrente impressa. Noi abbiamo piattaforme in mare che sono protette con corrente impressa. Ecco, per i nostri telespettatori che non avessero seguito le puntate precedenti, la sua esperienza dura da decenni e lei ha fatto piattaforme oceaniche. Certo, abbiamo fatto piattaforme che dopo 20 anni di lavoro sono state rimosse, portate in galleggiamento, portate in un fiordo e smantellate, recuperato fino all'ultimo grammo di acciaio. E tutti gli impianti che erano sopra e quelli che erano ancora buoni sono stati smontati e usati in altre piattaforme. Ecco, per dirlo sempre ai nostri telespettatori, le piattaforme oceaniche servono come basamento per la perforazione. Per lo sfruttamento delle risorse petrolifere. E lì dentro quelle piattaforme ci si immagazzina il petrolio che poi viene portato in superficie per evitare che un'eventuale rottura determini un inquinamento allora io dell'oceano. Posso certificare questo record. Nella mia carriera, nella società Tecnomare, che era una perla dell'ingegneria italiana, riconosciuta in tutto il mondo. Ha lavorato per la ESSO? Ha lavorato per tutte le grandi compagnie petrolifere del mondo e abbiamo fatto oltre 100 piattaforme in tutto il mondo, non solo in Italia. A profondità di? Tra i 50 metri del Mediterraneo fino agli 800 metri del... Caspita, cioè, l'avete calata a 800 metri? Quella non era... Che margine di tenuta? Quella era galleggiante, quindi era un sistema diverso. Poi ho fatto progetti in 1200 metri d'acqua con la Exxon, eccetera, eccetera. In tutti questi progetti non abbiamo avuto un incidente. Hanno tutte funzionato perfettamente. Io spero che il nostro governatore prenda in considerazione, visto che lei gli ha scritto, ma non l'ho ancora ricevuta, prenda in considerazione delle obiezioni che mi sembrano abbastanza concrete e soprattutto perché è vero che la responsabilità appartiene a quelli che hanno fatto queste cose, ma non finisce qua. E porto l'esempio del ponte di Genova, anche quelli che dopo hanno dovuto manutenzionarlo eccetera sono dovuti prendere le loro responsabilità, anche non volendo, perché chiaramente le cose vanno in deterioramento. È molto difficile. Questa è la responsabilità che comunque chi sa che questa cosa non funziona ci sta assumendo. Certo, ma diciamo che lì è successo un fatto che poi è per chi si occupa di queste cose direi che è anche banale, no? Cioè, nel momento in cui se uno guarda tutti i ponti sospesi che esistono al mondo, no? Basta guardarsi in giro, milioni. Lei trova dei tiranti in cemento armato? No. Nessuno fa tiranti in cemento armato. Perché è una follia. Perché? Perché il cemento armato resiste a compressione, i piloni dei ponti si fanno in cemento armato, perché c'è un carico, quindi li fanno in compressione. Sì, ma se io metto il cemento su un tirante, vado a gravare sul tirante, prima sul il peso. Secondo lo devo precomprimere, perché sennò si spacca tutto, e quindi devo assicurarmi che in carico non vada mai in trazione, perché non resiste a trazione, e poi se si fa una piccola fessurazione e si infinua all'aria o l'acqua eccetera eccetera, io perdo il controllo, perché non so più. C'è un fattore ulteriore, che dove c'è la crepa si crea un punto di frattura, perché faccio leva e quindi rompo il tirante in quel punto. Non tanto la forza non si distribuisce più su tutto il tirante, ma si concentra solo sul punto di frattura. Loro avevano fatto, ho letto sui giornali per Genova, che avevano fatto uno studio di dinamica. No? Nello studio di dinamica avevano visto che c'era un indebolimento dell'acciaio del 15%, ma nella dinamica che si vede tutto il tirante,
il 15% globale non significa un 15% distribuito su tutta la lunghezza, può darsi che in un punto era al 100% perché non si è ossidato, ma in un altro punto può essere arrivato al 20, 25, 30%, quindi è per quello che si è rotto. Certo. Si è rotto perché i tiranti non c'erano più. Certo. Si erano messi automaticamente in crisi da loro. Sì. Questo è un altro argomento ancora che dovrebbe entreremo di nuovo in questo perché il tempo qui siamo andati ampiamente. Spero che noi ci possiamo trovare anche in seguito per altri problemi, non per il Mose. Speriamo che qualcuno prenda in seria considerazione di cosa facciamo di questo Mose, perché forse se prendiamo veramente delle decisioni sagge potremo incominciare a risparmiare. Grazie della serata. Grazie a voi. Dobbiamo fermarci qua perché purtroppo il tempo è sempre tiranno in televisione. Un attimo di pubblicità, chiudiamo qua la nostra rubrica Memento. Dopo la pubblicità parleremo allora di questa candidatura lombardo-veneta alle Olimpiadi, e tra poco. Va bene.